Il Monte d'Olada e i mirtilli per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Perché siamo qui? Perché è inverno e perché la produzione di fatto dell'agricoltura è ferma, a parte il fiore dell'inverno, ovvero il radicchio rosso tardivo e, se è un IGP, il radicchio rosso di Treviso. Siamo venuti a fare questa puntata qui nel Bellunese perché vogliamo parlare di trasformati, ovvero quando la produzione è ferma cosa si fa? Si cerca di conservare, e la conservazione è fatta con marmellate, è fatta con composta, è fatta magari anche con essiccazione. Ora vogliamo capirne di più e cominciamo con Rino Bernard, che è un volto che abbiamo già incontrato con agricoltura, proprio perché, diciamo così, da sempre fa trasformati. Rino, intanto facciamo un po' di chiarezza. Una volta c'era l'HACCP, poi sono diventate le PPL, nel frattempo comunque c'è l'industria di trasformazione, quella industriale, poi ci siete voi. Sì, allora l'HACCP, diciamo, è il manuale di autocontrollo che un po' tutte le aziende sono tenute ad avere. Diciamo è un po' una tutela per il consumatore senza che l'USL controlli sempre la produzione. Diciamo che per aprire una PPL servono molti meno incartamenti e si va in deroga ad alcune normative. Poi ci siete voi. Sì, noi siamo noi che a differenza delle PPL possiamo anche produrre per altre aziende agricole. Ogni anno è sempre più complicato dal punto di vista normativo, perché ci sono sempre più la burocrazia sanitaria, soprattutto prevede una serie di controlli, una serie di incombenze che magari il piccolo non riesce, per il volume che ha, non riesce a sopportare, insomma, una cosa del genere. Noi ormai sono diversi anni che lo facciamo, abbiamo implementato un po' alla volta, un po' all'anno, e adesso siamo in grado di lavorare sia per noi sia per altre aziende agricole con, insomma, speriamo, ottimi risultati. Grazie, adesso i titoli. Mentre l'inverno ferma quasi del tutto la produzione agricola, cresce la richiesta nel mondo della trasformazione. Sempre più frutticoltori puntano su succhi e marmellate come alternativa alla vendita diretta. Ogni occasione è buona per non finire nel mercato della grande distribuzione. Dal quartier del Piave, cuore del Prosecco, una produzione innovativa quanto alternativa. Bustine di radicchio essiccato da utilizzare tutto l'anno. L'idea di una giovane coppia di Moriago che per continuare a crescere punta alla diversificazione dell'offerta, ma anche sulla filiera corta tra agricoltore e consumatore. Il consorzio del radicchio di Treviso IGP dice no alla visita di una delegazione di produttori orticoli dagli Stati Uniti. Non dobbiamo cedere alla nostra produzione tipica protetta, la spiegazione criticata da chi dice che ormai è troppo tardi. Proteggersi dalle infiammazioni con le querce. Con il nostro erborista scopriamo gli effetti benefici per gengive e pelle, ma anche come farsi un singolare caffè a base di ghiande tostate. Non è ancora tempo di intervenire in giardino per tagli e potature, allora concentriamoci sulla manutenzione degli attrezzi. Con Adriano Favaretto impariamo a limare i tagliasiepi, a pulire le forbici, ma soprattutto a affilare la storica brittola, uno dei simboli del mondo agricolo veneto. Come comportarsi se il nostro cane accusa un soffio al cuore? I consigli del veterinario per non preoccuparsi anzitempo, ma soprattutto per non limitare inutilmente il bisogno di muoversi del nostro amico a quattro zampe. Per la rubrica dedicata ai trattori d'epoca rivediamo il grande Fiat 1300 Super, doppia trazione, quasi un mostro di forza per l'agricoltura di fine anni 70. Con il collezionista Lucio Botter scopriamo perché è passato alla storia con il nome de Il Gigante. Qui siamo all'interno del laboratorio. Velocemente il processo. Allora, qui dentro si fanno succhi e marmellate, quindi partiamo dalla frutta fresca che viene lavata, poi viene scottata per avere un primo ammorbidimento, poi arriva qui che c'è la passatrice in cui c'è, diciamo, la separazione dalle impurità rispetto alla polpa, e poi con questa polpa che otteniamo subisce due strade. Se si fanno le composte di frutta viene concentrata fino a dare la consistenza desiderata e viene poi cotta e imbottigliata. Invece per quanto riguarda il succo, noi facciamo succhi e polpa, quindi viene aggiunto l'acqua per dargli la consistenza bevibile, un po' di succo di limone, un po' di zucchero di canna, e poi viene il tutto omogenizzato, pastorizzato e imbottigliato. Ma quali sono i frutti più difficili e invece quelli più semplici da lavorare? Ma dal punto di vista del processo produttivo, forse i più semplici sono i frutti che già si raccolgono puliti, diciamo così, quindi tutti i frutti di bosco, mirtilli, fragole, lamponi, more. Forse un po' i più difficili da lavorare sono quelli che hanno l'osso, quelli che hanno il torsolo come le mele, che lì c'è un passaggio in più e hanno anche
diciamo così, una resa inferiore. Il prodotto deve essere di prima qualità dal punto di vista della sanità del frutto. Non deve essere né troppo maturo, quindi che va verso la fermentazione, no, né troppo acerbo, perché altrimenti non sviluppa quegli aromi, quei sapori che dopo ritroviamo sul prodotto finale. Che differenza tra composta e marmellata? La marmellata, la dicitura marmellata si usa solo per gli agrumi, quindi arance, limoni, così. Tutte le altre sarebbero confetture. Le nostre però si chiamano composte perché hanno pochi zuccheri dentro, quindi siamo a meno di 35 grammi finale di zucchero e quindi esula dalla normativa della confettura, è per questo che si chiama composta o preparazione di frutta. Un macchinario del genere non è per tutti, una struttura del genere quanto costa? Un impianto del genere è molto costoso perché noi l'abbiamo fatto in più step, diciamo abbiamo fatto delle modifiche strada facendo o delle aggiunte, però penso che oggi per avere un impianto così 500.000 euro. Grazie, adesso è il momento delle notizie. Il consorzio del radicchio rosso di Treviso Tardivo IGP nega le visite in azienda ai produttori americani arrivati nella Marca per vedere in azione alcuni macchinari dedicati alla lavorazione della cicoria trevigiana. Una decisione, secondo la direzione del consorzio Difesa del Marchio, per un paese dove non arriva la tutela dell'IGP garantita dall'Unione Europea. Consorzio che proprio negli Stati Uniti sta investendo in promozione da 3 anni, con il risultato che in Oregon ci sono già dei produttori che imitano il prodotto vendendolo come radicchio rosso di Treviso. Crescono gli agriturismi in Veneto come in genere in tutta Italia. Secondo i dati pubblicati dalla CIA, il saldo nazionale vede quasi 26.000 nuove imprese, più 2% rispetto al 2021, che danno un saldo economico positivo di 1,5 miliardi l'anno. Per questo, secondo CIA e Turismo Verde, è necessario che sia l'Europa con la nuova programmazione 2023-2027 e a livello nazionale governo e regioni credano di più negli agriturismi. In particolare occorre portare all'80% gli aiuti del piano di sviluppo rurale, che per gli agriturismi sono fermi al 50% in conto capitale, mentre non sono ancora sufficienti i 286 milioni del piano strategico della PAC, nella misura della diversificazione aziendale, troppo pochi nella distribuzione per incoraggiare le aziende agricole all'attività turistico-ricreativa. In Italia c'è più richiesta di cachi rispetto alla produzione nazionale, tant'è che nel 2021 abbiamo importato questo frutto per 9,15 milioni di euro dalla Spagna, principale produttore, e con 259 milioni di dollari, primo esportatore mondiale. La Russia invece, con 150 milioni di dollari, è il principale paese importatore. Ecco perché le prospettive di produzione in Veneto potrebbero essere interessanti soprattutto per prodotti qualitativamente adeguati sia sul versante del mercato interno, molto recettivo, sia su quello dell'esportazione nei paesi più vicini come Svizzera e Germania. E qui siamo in mezzo ai prodotti vostri, ma che sono prodotti che fate anche per le aziende. Intanto, per chi lavorate? Lavoriamo per aziende, diciamo, nelle province limitrofe, quindi Treviso, Venezia, un po' del Trentino e un po' di Friuli. Per quanto riguarda il Trentino, lavoriamo prevalentemente piccoli frutti, quindi mirtilli, fragole, lamponi, perché lì sono specializzati in quello. Invece per quanto riguarda le province di Treviso, Venezia, andiamo più sulle drupacee, quindi pesche, albicocche oppure mele, kiwi, frutti un po' più grossi. Più succo o più marmellata? Abbiamo alcune aziende a cui facciamo anche solo succhi o solo composte, partono magari che provano a fare sia il succo sia la composta, però poi ovviamente è sempre il consumatore finale, quindi dipende dal tipo di mercato che hanno. E poi la distribuzione viene fatta direttamente dall'agricoltore oppure finisce nei supermercati? La maggior parte fa una vendita diretta al consumatore finale oppure tramite dei mercatini, però c'è anche chi fornisce alcuni negozi. Per fare invece la base del gelato? Prima trasformiamo la frutta in succo nel laboratorio e poi usiamo questi succhi per fare un gelato molto molto semplice, perché è un gelato con un processo che è in mantecazione continua, quindi rimane morbido e cremoso in maniera naturale, e grazie all'utilizzo appunto del succo possiamo creare e fare il gelato tutto l'anno. Poi fate anche vendita diretta di piccoli frutti, comunque avete produzione, diciamo, frutticola. Rende di più il frutto fresco oppure il trasformato? Nel momento in cui noi vendiamo il frutto tal quale, la pesca, la mela, abbiamo una marginalità sicuramente superiore, però grazie alla trasformazione riusciamo a dar valore anche al frutto che magari è meno idoneo a essere venduto
fresco. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte continueremo a raccontarvi la trasformazione. Seconda parte di Agricoltura Veneta, continuate a vedere la cima del Dolada innevato, vi stiamo raccontando il mondo della trasformazione in agricoltura, siamo con Rino Bernard che è un volto notissimo proprio della trasformazione, ma allora quanti agricoltori, a parte voi, affrontano il mondo della trasformazione? Ultimamente diciamo che tanti si approcciano alla trasformazione proprio grazie anche a queste PPL che permettono, come dicevamo, una deroga di alcune normative e quindi è più facile accedere a questo mondo della trasformazione. Non tutti comunque lo fanno perché comunque è anche quello un investimento e non si ha magari subito un ritorno economico della cosa. Ma poi il cliente, il consumatore capisce la differenza? Che fa la differenza è la ricetta, la materia prima che usi. Per un agricoltore, per un frutticoltore, allora diventa conveniente poter utilizzare questo processo di trasformazione. La marginalità maggiore ce l'hai comunque sempre col prodotto fresco. Lì hai proprio il massimo del rendimento della tua attività, perché la trasformazione riesci magari a utilizzare una sottomisura magari che a livello commerciale come fresco dovresti svendere, allora invece con la trasformazione lo valorizzi. C'è richiesta anche per trasformare la verdura? C'è richiesta perché qualcuno ogni tanto, sapendo che noi abbiamo un laboratorio di trasformazione, ce lo chiede, quindi sicuramente a livello di giardiniere, sottoli, sottaceti c'è qualcuno che ce lo chiederebbe, però noi non siamo in grado di farlo. Ecco, l'alternativa alla vostra lavorazione, l'essiccazione può essere un'idea? L'essiccazione può essere un'idea, non è un mondo che noi abbiamo ancora preso in considerazione, o meglio, lo facciamo anche noi, ma proprio in piccolissima. Facciamo solo delle mele secche, che la facciamo solo per il periodo natalizio, ma proprio abbiamo un piccolo macchinario, quasi a livello poco più che casalingo, ecco. Però è un'idea alternativa. È sicuramente un'idea alternativa, su alcuni tipi di frutti può essere interessante. Grazie a Rino Bernard, parleremo proprio di essiccazione subito dopo il nostro Adriano Favaretto. Le feste si finite, quindi bisogna darsi da fare perché stiamo avanti. Noi abbiamo ancora, dopo tante piove, qualche bella giornata di brosa e questa brosa va bene ancora per i produttori, quei veri, dei radici, e perché altri se arriva il momento di fare la manutenzione di qualche attrezzo, perché se gli attrezzi che ha qualche danno più grosso che non riusci a fare, fai andare sulle officine preposte a farvi cambiare, anziché ingolfare tutto dopo verso la fine della stagione che serve a roba e tu ti porta. Se invece verranno a fare qualcosa, possiamo cominciare col tagliasiepi, in questo caso mi ho tolto questo trapanin qua che in cima si monta della carta vetrata più o meno grossa, 4, 5, ma a scalda, mettiamo sul do e a grattare, basta solo tirare via il fio, che magari chi c'ha qualche ferro o qualcosa. Altra manutenzione importante è la forbice da vide. La prima roba da fare è nettarla. È sempre una incrostazione che era con un po' di carta vetrata, quella più fina possibile. Ed è una russata per dentro, che tira via tutto quanto. Adesso che facciamo un il fio qua. Un pochettino il fio, non serve limare cosa. Allora, sempre con la carta vetrata, seguendo l'inclinazione, tirare il fio qua, proprio quasi Dio all'ama, proprio una robetta. Guarda, è già venuto lucido, chiaramente qua a mano, provai a vedere che piape, e questo è a posto. E dopo bisogna dare un fiale di spray, diciamo, sul verme qua, perché questo qua vuole una sandinetta. Mi metto un poco di svitolo, però prima che metto via la polvere, perché sennò si forma quella pellicola che assassina tutto. E per ultimo, abrito, Allora, se dà una tiratina al fio, basta non correre altro. Sempre carta vetrata fina fina, una passata sul fio, attenti a non farvi male, perché a becca se va dentro, a taglia, prova col dedo. Senti che roba, devo farvi la barba qua. E qua abrito ho finito e mi raccomando, non stai farvi male, ma fai un bel lavoro.
E dai monti del Bellunese ci siamo spostati verso la pianura trevigiana, o per meglio dire verso la collina, visto che siamo sul quartiere del Piave. Siamo a Moriago della Battaglia e incontriamo un altro modo di trasformare i prodotti, con un'idea innovativa, quella che hanno avuto Roberto e Laura Guizzo. L'idea che hanno avuto è quella di trasformare il radicchio rosso tardivo in radicchio essiccato. Laura, come vi è venuta questa idea? Ci è venuta un po' appunto per diversificare i prodotti che noi abbiamo in azienda, e ci è venuta perché il cliente ci chiedeva fuori stagione il radicchio tardivo, e quindi abbiamo pensato di conservarlo in una maniera diversa da quella che è il classico sott'olio, l'agrodolce, e abbiamo deciso di usare la tecnica più antica che ci sia di conservazione. Togliamo solo l'acqua e quindi andiamo a concentrare tutto il gusto e il profumo di questo splendido prodotto. Ecco, una coppia che ha deciso di fare dell'agricoltura la loro ragione di vita. Roberto, ci racconti un po' la tua azienda? Ma l'azienda nasce un po' dal cambio generazionale di famiglia, e da lì poi abbiamo iniziato un po' ad allargare quello che era l'orto di famiglia, quindi aggiungendo o aumentando un po' il radicchio di tardivo, che prima si faceva solo per casa, qualche altra verdura, e poi abbiamo provato anche con lo zafferano e continuiamo così. Poi abbiamo aggiunto anche la farina di mais, che ci sta dando buoni risultati, e dopo da idea nasce idea, e quindi anche il radicchio essiccato è un'altra idea che aggiungiamo al nostro paniere. Grazie, adesso noi ci fermiamo con il nostro Renzo Gatto e poi andremo a vedere il radicchio essiccato. Quercia, il genere Quercus. Quercus, secondo la tradizione celtica, significa albero bello. Perché ci interessa la quercia? La quercia è particolarmente ricca in tannini. Cosa sono i tannini? Sono dei composti chimici particolarmente complessi che entrano generalmente anche nella nostra dieta. Basti pensare che sono presenti per esempio nel vino rosso, ma è presente anche in tante frutta. Dove sono presenti? Sono presenti nella corteccia dei rametti giovani. A cosa ci servono i tannini della quercia? Hanno un'attività soprattutto come antinfiammatori, nelle gengiviti per esempio, ma anche nelle infiammazioni delle piccole lesioni cutanee. Molto utili sono anche nella eccessiva sudorazione delle ascelle e anche dei piedi. Come si utilizza? Si prepara un decotto, si prendono 2 cucchiai di corteccia, mezzo litro d'acqua, si fa bollire per 20-30 minuti, si lascia raffreddare e quel liquido lo usiamo per spennellature. Qualora lo utilizzassimo nelle forme gengivali e nelle forme delle mucose orali, è bene non ingerire. Dalla quercia abbiamo però anche le ghiande, un frutto particolarmente importante perché è ricco di carboidrati, di potassio, di magnesio. Un tempo venivano anche tostate e queste venivano utilizzate come succedaneo del caffè. E ci siamo spostati all'interno del laboratorio della PPL. Allora Roberto, come procedete per creare il radicchio essiccato? Allora, il radicchio, dopo averlo lavato accuratamente, lo tagliamo a pezzettini, poi si prende e si mette nell'essiccatore, e poi l'essiccatore lo facciamo andare per qualche giorno a una temperatura sui 40 gradi circa. Roberto, però c'è un altro segreto per il vostro radicchio che tiene il gusto. Diciamo che non usiamo acqua a scorrimento, e quindi l'acqua viene cambiata periodicamente, e da qui abbiamo scoperto che il radicchio mantiene le sue proprietà e ne risalta insomma la qualità finale. Il risultato è questo, che noi confezioniamo o in pratiche bustine, oppure anche per chi vuole una confezione più elegante nel vasetto di vetro, e è un risultato dal sapore intenso, dal profumo intenso, e chi lo ha assaggiato dice che dà ancora un miglior risultato rispetto ad un radicchio fresco. Dal radicchio e dallo zafferano, perché noi produciamo anche zafferano, abbiamo deciso di sfruttare i nostri essiccatori per poi essiccare anche i suoi petali. Essicchiamo anche quella che è la zucca
e andiamo anche ad essiccare quello che troviamo in natura, gli sciopetti, carletti, zozzolette a seconda della zona in cui si abita. Anche il fiore del tarassaco. Moriago è famosa oltre che per le patate anche per il mais, e abbiamo trovato un mulino splendido, è il mulino di Grum a Cesio Maggiore, esatto, e questo mulino ci dà la possibilità di avere una farina molto sottile, riesce anche a darci soddisfazioni nelle impanature oppure negli impasti dei dolci e delle pizze. Ma tutto questo poi come lo vendete? Lo vendiamo direttamente al consumatore finale, e questa, diciamo, un po' la nostra forza e quello che era il nostro obiettivo iniziale: non entrare nel mare grande del supermercato o comunque della grande distribuzione, ma comunicare direttamente con chi viene qui in azienda. Tante volte ci vedono anche al lavoro e quindi capiscono anche la fatica e la passione che comunque c'è dietro. Grazie, adesso noi ci fermiamo con Zampettando, dopodiché ci trasferiamo in piazza per vedere proprio questa vendita a chilometro zero. Oggi volevo parlarvi di un argomento un po' particolare, ovvero il soffio cardiaco. Che cos'è il soffio cardiaco? Il soffio cardiaco è un rumore che sentiamo noi veterinari all'auscultazione del cuore del vostro cane, in questa posizione o in quest'altra, per il quale il cuore ha qualche problema o di chiusura valvolare o di contrazione. Il soffio cardiaco è letteralmente un rumore, non è una diagnosi, quindi dal momento in cui il vostro veterinario vi dice nel suo cane si sente un soffio cardiaco, non vi sta dando una prognosi della patologia e soprattutto neanche una terapia, andrà poi indagato con esami più specifici, ecocardio, ECG o visita cardiologica. Spesso mi sento dire la frase: ah vabbè, non è un problema, ce l'ho anch'io il soffio cardiaco. Sì, sappiate che dire che ho un soffio cardiaco in realtà è come dire ho la febbre, però come ben sappiamo sono moltissime le patologie che possono provocare la febbre, quindi se vi viene detto guardate, meglio che indagate l'origine di questo soffio cardiaco, procedete con le analisi e con gli esami che verranno richiesti. Sul soffio cardiaco non vi spaventate dal momento in cui viene detto in visita. Molti, appena gli dico guarda ho sentito un soffio cardiaco, partono subito con quindi devo smettere di far correre il cane, lo devo tenere fermo, non potrà più fare la sua vita. Assolutamente no. Ci sono alcuni soffi cardiaci che poi rispecchiano delle patologie che non danno dei problemi anche a lungo andare, quindi sono delle patologie per le quali il cane potrà comunque continuare a fare il suo stile di vita, potrà giocare con i suoi amici, potrà fare le lunghe passeggiate e anche andare a fare sport o essere usato come cane da lavoro. Ce ne sono delle altre invece per le quali se dall'ecocardio risulta che è necessaria una terapia o che sono necessarie delle restrizioni dello stile di vita, andranno poi monitorate nel tempo e bisognerà, come detto prima, avere delle accortezze per la vita del cane. E ripeto, se vi dice che c'è un soffio, prima di fare le analisi non vi spaventate, cercate di prenderla un pochettino con il sorriso. E ci siamo spostati in piazza a Falzè di Piave. Perché? Perché Laura fa campagna amica, cioè porta i suoi prodotti qui e li vende direttamente ai cittadini. Laura, allora intanto come risponde il consumatore al radicchio essiccato? E il consumatore inizialmente risponde con un po' di titubanza, sono sincera. Poi quando la frase tipica che dico è l'avete mai mangiato il fungo secco? Allora si fanno coraggio, lo assaggiano e lo apprezzano. Lo apprezzano perché mantiene il gusto, mantiene il profumo e anzi lo concentra ancora di più di un prodotto fresco. Diciamo che è tutta una scoperta per il cliente questo nuovo modo di mangiare la verdura di stagione, ma che viene conservata non sott'olio, sott'aceto, in agrodolce come siamo abituati ad assaggiarla, a mangiarla, ma forse anche nel modo più antico che noi conosciamo di conservare gli ortaggi, l'essiccazione. Poi tu fai il mercato anche con i tuoi prodotti freschi. Sì. Come risponde la gente con il chilometro zero? Riusciamo a far capire alle persone la stagionalità del prodotto e riusciamo a far capire anche noi produttori diretti quali sono le difficoltà anche della produzione, di portare in piazza per loro un prodotto fresco e buono
e riusciamo a spiegare anche perché magari non siamo riusciti a portarglielo, che è quello la cosa principale secondo me da far capire in questo momento, che non può esserci tutto l'anno, che gli ortaggi hanno le loro stagioni e purtroppo ci sono anche momenti con climi particolari o momenti difficili in cui anche il prodotto di stagione non può essere presente sulle tavole. Grazie, e proprio perché parliamo di clima adesso tocca al nostro generale Giancarlo Iannicelli. Sono le ultime ore queste in cui prevale ancora un campo di alte pressioni su di noi, questo sta assicurando ancora tempo tutto sommato stabile, mantiene lontani i sistemi perturbati, però vedete la carta del tempo, se ci spostiamo verso occidente sull'Atlantico si va formando una depressione, anzi si va approfondendo, quindi diventa sempre più intensa. È associata alla depressione, abbiamo dei sistemi perturbati che i prossimi giorni interesseranno un po' tutte le nostre zone. Quindi dopo un sabato con qualche rasserenamento, anche se durante la notte abbiamo della stratificazione delle nubi, per domenica prevediamo ancora queste nubi, questa velatura che copre il cielo e che poi lascia solo qualche spazio di sereno nelle ore centrali. Da lunedì in poi avremo una variabilità con prevalenza di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, ma sempre per nubi stratificate, e in mezzo a questa nuvolosità potremo avere qualche precipitazione, qualche pioggia. Per quanto riguarda i venti, intanto prossime ore ancora dai quadranti occidentali, ma rimarranno così, proprio un flusso umido abbastanza intenso. Le temperature ancora per domenica sotto zero, poi il cielo coperto farà sì, insomma, favorirà l'effetto sera delle nubi, quindi non dovremmo andare sotto zero, insomma, intorno allo zero, forse qualcosa in più. Quindi ci sarà un aumento delle minime e le massime sempre 5-6 gradi. Per quanto riguarda poi l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. E per le conclusioni, insieme a Laura, c'è anche Arianna Dall'Arche, che noi abbiamo conosciuto perché è pioniera della carpa murciana qui nella zona del quartiere del Piave. Viene capito il vostro sforzo e i consumatori rispondono? Sì, va sempre di più, poi da quando noi ci siamo visti l'ultima volta sono cambiate un po' di cose, quindi adesso appunto abbiamo anche il furgone, quindi facciamo i mercati, facciamo le piazze e riscontriamo proprio che i clienti apprezzano il fatto di vederci direttamente. Laura, con queste prospettive qual è il tuo futuro? Cerchiamo di dare anche dei prodotti nuovi per poter offrire al cliente una diversificazione anche del nostro lavoro. Ecco, l'essiccazione in questo momento la stai facendo un po' così, in maniera molto artigianale, però potrebbe avere un futuro, pensi di investire ulteriormente? Io spero che la risposta arrivi per andare in questa direzione, sarebbe il mio sogno. E allora con questo sogno chiudiamo la puntata di Agricoltura Veneta. Grazie a tutti voi per l'attenzione e adesso, come ogni seconda puntata del mese, chiudiamo con la rubrica dedicata ai trattori d'epoca. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, mi chiamo Lucio Botter, insieme a mio nipote Francesco vi presento il Gigante. Perché Gigante? Perché vediamo la stazza della macchina. Questa è una Fiat, questo è del 1979, uno degli ultimissimi della serie Nastro d'Oro. Nastro d'Oro perché? Perché all'epoca festeggiavano i 50 anni di attività. È un 1300 DT Super. DT perché? DT per doppia trazione, cioè 4x4, Super stava per 150 cavalli. Questo 1300 sostituiva i cingolati dell'epoca per fare arature su terreni molto pesanti. Particolarità di questa macchina è che ha dei pistoni supplementari per l'alzata del sollevatore che poteva alzare fino a 40 quintali di peso. Tra l'altro era anche uno dei primi trattori che sotto la gabina aveva i single cylinder block per ammortizzare la gabina. Altra particolarità di questa Fiat 1300 che già alla fine degli anni 79 aveva una gabina piattaformata. Cosa vuol dire piattaformata? Che non ha il tunnel in mezzo, non ha il cambio centrale, ha il cambio sotto il volante. Come vedete, questo è il cambio sotto il volante con 3 gamme di marce, lenta, veloce e media. Quando io metto un rapporto basso, qua ho 4 velocità, ho la prima, la seconda, la terza e la quarta. Inserendo la retromarcia abbiamo 4 retromarce, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Noi abbiamo restaurato questa macchina perché ormai
sono pochi che restaurano macchine degli anni 70, anche perché è un mito dell'agricoltura italiana. E finisco col proverbio, anno bisest, anno senza cest. E vado via, ciao a tutti!